24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. La Commissione Tecnica Regionale Ambiente ha approvato in questi giorni i progetti preliminari di alcuni nuovi bacini di laminazione da realizzare nel Veneto, che andranno ad aggiungersi a quelli già avviati. Ne ha dato notizia l'assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo Maurizio Conte, ricordando che a ottobre dell'anno scorso era stato pubblicato il piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico predisposto a seguito delle alluvioni di ottobre e novembre 2010. Quel lavoro è stato realizzato grazie all'apporto di un comitato tecnico-scientifico composto da docenti universitari e esperti del settore, tenendo conto di tutti i documenti programmatici e finanziari disponibili, aggiornati e integrati con le segnalazioni e le indicazioni degli enti territoriali interessati. Le principali azioni strutturali, ha sottolineato Conte, per mitigare il rischio idraulico e geologico, che rappresenta una priorità per l'amministrazione regionale, riguardano la realizzazione di nuove casse di espansione. I punti di forza della sostenibilità ambientale nel nord-est, sostengono i ricercatori di Fondazione Impresa, sono rappresentati dalla raccolta differenziata, dai bassi consumi domestici di acqua ed energia elettrica, dalla diffusione di piste ciclabili, di agriturismi e di bed and breakfast. Migliorabile è la produzione di rifiuti urbani, con Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo e Venezia al di sopra della media nazionale di 609,5 kg per abitante. Il trasporto pubblico, solo Venezia e Trieste presentano valori superiori alla media nazionale di 228,6 passeggeri trasportati per abitante. La densità di verde urbano, con solo Belluno, Trento e Pordenone al di sopra della media nazionale di 106,4 m² per abitante, e i parcheggi di corrispondenza con Pordenone, Treviso, Verona, Trieste e Gorizia al di sotto della media nazionale di 17,1 stalli di sosta ogni 1000 autovetture circolanti. Nell'ambito del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, la Giunta regionale ha deciso di attivare il bando per il finanziamento degli interventi previsti dalla misura 331. Azione 1. Interventi a carattere collettivo di formazione, informazione ed educazione ambientale sul territorio per gli operatori economici delle aree rurali. L'importo complessivo a bando è pari a 500.000 euro. L'attuazione della misura, ha spiegato l'assessore all'agricoltura della regione Franco Manzato, deriva dall'esigenza di rispondere alla domanda di formazione proveniente dagli operatori del settore primario. Le risorse di questo bando sono indirizzate in maniera esclusiva al sostegno degli interventi formativi e informativi sulle tematiche collegate ai processi di diversificazione in attività non agricole. All'aeroporto Catullo di Verona i passeggeri sono in aumento del 3% nel primo trimestre dell'anno, in controtendenza rispetto al calo medio registrato a livello nazionale, meno 1,3%, e alle pesanti perdite di traffico nel primo trimestre di alcuni aeroporti limitrofi comprese tra il 4 e l'8%. Verona ha trasportato da gennaio a marzo di quest'anno 662.356 passeggeri, di cui 409.144 di voli internazionali. Sono aumentati i collegamenti di linea, con l'apertura di nuove direttrici, Dublino, Edimburgo e Manchester, e 4 nuove compagnie aeree hanno scelto di iniziare ad operare da Verona: Aer Lingus, Monarch, Wizz Air, Adria Airways. Come in passato, l'incremento di passeggeri influenza positivamente il turismo locale. Allo scopo di ottenere una visione più globale del fenomeno criminale, dei suoi metodi organizzativi ed operativi, il Consiglio Notarile di Padova ha voluto organizzare un seminario esplicativo, chiamando quale esperto in materia il dottor Manlio D'Agostino, economista e consulente di intelligence finanziaria. Per i notai è di vitale importanza l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, nonché di individuare il titolare effettivo. Ma la normativa antiriciclaggio prevede qualcosa di ben ulteriore.
un'adozione di idonei sistemi organizzativi, la raccolta di informazioni e la valutazione del rischio. L'autorità antimafia ha proprio di recente segnalato che la presenza di attività criminali nel territorio del Veneto si sta diffondendo in maniera più evidente, cioè più consistente rispetto a quello che appare. Lo Stato appunto ci ha gravato di questa ulteriore competenza che purtroppo, come tante altre, non è percepita dalla collettività. La collettività pensa sempre, in tutti gli incontri che io ho con la cittadinanza, che il notaio sia un mero lettore di atti. In realtà siamo gravati di tutta una serie di obblighi e di adempimenti, e non da ultimo questo, che è molto molto rilevante, quello di individuare provenienze illecite, delittuose del denaro che passa attraverso i nostri studi. Mediaset, problema Italia. La raccolta pubblicitaria subisce un calo del 10% a causa della PIL sempre più basso della Pay TV e l'aumento degli oneri finanziari. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.